È iniziata questo pomeriggio la visita in Sardegna del Presidente della Repubblica Cinese Xi Jinping. All'arrivo all'aeroporto di Elmas, il leader cinese, accompagnato dalla moglie e seguito da un nutrito esercito di funzionari, è stato accolto dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru. Insieme poi si sono spostati nel sito archeologico di Nora. In serata il Presidente cinese ha incontrato a Pula il Premier Matteo Renzi e una delegazione di imprenditori. All'origine di qualunque ricaduta c'è prima una conoscenza, bisogna conoscersi e penso che la visita di un Presidente della Cina in Sardegna sia un'operazione involontariamente, da un certo punto di vista di marketing, assolutamente straordinaria. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni moltissimi cinesi sentiranno parlare della Sardegna per la prima volta perché il loro Presidente è venuto qua. Io credo che di poter dire che il Presidente è venuto qua e ha avuto una splendida impressione della Sardegna, grazie al nostro ambiente, ai nostri prodotti, alla cultura così ben interpretata dalle persone che ci hanno aiutato oggi a dargli questo scenario di Sardegna in tempi limitati ma molto concentrati e mi pare molto efficace dalla reazione che ho visto. Si è parlato del fatto che dobbiamo e possiamo collaborare molto, il Presidente della Cina sapeva per esempio dell'investimento che un imprenditore cinese ha fatto in Sardegna per la produzione del latte ovino in polvere, era perfettamente consapevole, mi ha confermato che c'è un mercato enorme da questo punto di vista, cosa che abbiamo sempre saputo ma adesso sta diventando una cosa operativa e mi pare che ha detto molto esplicitamente, anzi, che condivide il nostro punto di vista, che bisogna far dialogare la nostra tradizione, i nostri prodotti con la modernità. Per esempio vuol dire e-commerce, per esempio vuol dire che noi faremo adesso tutto il possibile usando anche questi contatti che stanno sviluppando a questo livello per entrare nelle piattaforme di e-commerce cinese, perché dobbiamo aiutare le nostre imprese a portare i propri prodotti là fuori. Per qualche anno abbiamo pensato che produciamo troppo latte ovino per esempio e magari se riusciamo a entrare in Cina non sarà mai troppo.